Ben arrivati a tutti, ben arrivati a tutte. Sono Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, e abbiamo stasera la nostra webserie, questa partnership che abbiamo deciso di avviare, di costruire insieme a Sara e Francesca, Sara Malnerich e Francesca Fiore, del blog MDM, Mamma di Merda, che è uno dei fenomeni social che in questi ultimi anni ha permesso di affrontare il tema della genitorialità, della maternità, in maniera abbastanza non convenzionale e portando all'attenzione anche collettiva, all'attenzione di molti genitori, decine se non centinaia di migliaia di genitori, il tema della complessità, delle ambiguità, delle difficoltà dell'essere madre in primis, e direi anche dell'essere padre su questo. E per fare questo tipo di lavoro, per fare questo tipo di riflessione insieme, abbiamo deciso di costruire qualcosa, di costruire un'interazione tra la rappresentanza di Mamma di Merda, di MDM, e facendo un canto e controcanto con alcune psicologhe particolarmente esperte e note nell'ambito della psicologia dello sviluppo, della psicologia delle dinamiche familiari, per provare a vedere se come psicologi possiamo fornire alcune categorie di lettura che non siano quelle classiche del convegno accademico, ma che del convegno accademico vadano a portare la complessità, la ricchezza dei contenuti e li implementino a servizio di una conoscenza diffusa dei processi della genitorialità, di una riflessione che sia leggera ma senza essere superficiale, che sia anche ironica, anche irriverente in alcuni tratti, ma che al contempo permetta di portare contenuti solidi, utili, che aiutino un po' tutti noi, genitori a volte in difficoltà, nell'orientarsi, nel navigare in questo mare veramente imperioso, in questo mare che veramente a volte ci lascia molto incerti. E io prima di dare la parola appunto a Sara, Francesca, Silvia, che saranno un pochino le nostre guide in questo viaggio stasera di canto e controcanto, di trame e ordito, vi racconto perché il tema della genitorialità ha iniziato a interessarmi. Io ho avuto uno shock, sono rimasto abbastanza traumatizzato quando, recuperando mio figlio, portandolo a casa dopo il parto, insomma, dopo 3-4 giorni dal parto, ci hanno rimandato a casa, arriva l'ostetrica che mi consegna in mano il frugoletto e io la guardo con sguardo speranzoso, ottimista, interrogativo, aspettando che mi desse la seconda parte, e lei mi fissava come dire, vabbè, prendilo e vai. E io la guardavo come dire, il manuale, il manualetto di istruzioni quando me lo date? Manca qualcosa, faccio reclamo, manca la seconda parte. E lei mi ha guardato come dire, te lo devi scrivere te. E allora questo te lo devi scrivere te ha poi accompagnato tutti gli anni successivi di genitorialità, con tante incertezze, tanti sensi di colpa, tanti confronti con quelli che erano i modelli genitoriali che anch'io avevo immaginato, idealizzato, introiettato. E allora stasera cercheremo di esplorare proprio questi temi, il sentirsi in colpa rispetto a questi ruoli, l'imparare a navigare senza un manuale scritto, il capire come i nostri modelli genitoriali abbiano spesso delle storie dietro che ci hanno un po' a volte confuso, a volte aiutato e a volte reso pieni di dubbi. E allora, benvenute Francesca, benvenute Sara, e raccontateci voi come siete arrivati a occuparvi di questo argomento. Grazie Luca, buonasera a tutti. Certo, si è sempre genitori perfetti prima di avere figli, no? Poi quando hai dei figli scopri che sei molto più mamma di merda di quello che avresti pensato di essere. Poi comunque noi siamo tutti figli probabilmente di madri di merda, quindi in realtà possiamo anche attingere a quell'esperienza lì. E forse sono proprio quelle esperienze lì quelle che ci hanno formato di più, no? Perché se la tua strada è sempre costantemente spianata, magari non tiri fuori delle capacità che poi puoi dimostrare di avere solo davanti a delle difficoltà. E quindi noi siamo stasera, e in generale in questa webserie, vogliamo proprio metterci alla prova e capire se tutto ciò che abbiamo teorizzato in modo empirico, perché noi non non abbiamo studiato questi temi, però li abbiamo sperimentati sulla nostra pelle. Vogliamo capire se c'è appunto un fondo di verità anche un pochino più alta, no? Rispetto alla nostra esperienza, l'esperienza della nostra grande community. E quindi siamo qua così a metterci alla prova. Ma poi in realtà, mamma di merda, tu ci chiedevi come siamo arrivate qua. Adesso questo setting, lo possiamo chiamare setting, non è casuale, è proprio, questo è l'ufficio della mamma, no? Ormai è diventato, nell'ultimo anno e mezzo, è diventato anche il nostro luogo di lavoro, e subito per così
mitigare i vostri sensi di colpa, volevo giusto appunto mostrarvi il disordine che c'è a casa mia. No, non è vero, sto mentendo spudoratamente, è che ovviamente casa mia in questo momento è invasa ancora di minorenni e questo era l'unico posto dove potevo rifugiarvi. Mamma di merda appunto nasce proprio per la necessità di trovare una narrazione diversa, cioè noi non ci ritrovavamo nella narrazione che veniva fatta della maternità, sia sui vari manuali, quelli no, che ti danno da consultare quando sei incinta o che tu che sei, no, sei già nella performance ti vai a cercare, sia in quella che si trovava in rete, perché ormai più che sui testi ormai si consulta l'internet pure se c'è mal di testa, no? E vedevamo che quello che stava succedendo a noi in realtà era molto diverso da quello che vedevamo, e quindi abbiamo detto: ma siamo noi oppure non ce l'hanno raccontata tutta o ce la stanno raccontando in un modo un po' irreale? Ma nel dubbio noi ci siamo detti: vabbè, io intanto racconto quello che sta succedendo a me, perché mi fa anche un po' ridere onestamente, no? O perlomeno quella è la chiave che abbiamo trovato noi, di sdrammatizzare, no? Proprio per non sfociare appunto in situazioni di disagi altri. E la cosa incredibile è che abbiamo riscontrato una base, cioè quello che succedeva a noi in realtà era quello che succedeva a tutte le altre o a moltissime delle altre. Non vogliamo dire che il nostro modo di vivere la maternità sia universale, anche se forse 2 o 3 pretese ce l'avremmo, però vogliamo dire che forse c'è bisogno di raccontare anche un'altra parte e di raccontare anche un'altra parte e dire: guarda che se ti sta succedendo questo non sei te che sei inadeguata o che stai andando fuori di testa, sta succedendo a un sacco di altre persone. Questo perché era quello che serviva a noi sostanzialmente, che non abbiamo trovato. E da quello nasce un tentativo di prendersi cura di un vissuto, quello appunto di inadeguatezza, di colpa, eccetera, che è molto diffuso tra i genitori, tra i neogenitori all'inizio, che spesso si sentono soli al confronto di questi modelli molto, molto ampi. E forse in parte anche perché sono cambiati i modelli sociali, ci sono nuclei familiari che sono più ristretti, più isolati, la maternità cambia nelle sue età di espressione, nelle sue modalità relazionali. Silvia Salcuni è una collega, una psicologa, psicoterapeuta, insegna all'Università di Padova, lavora presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova ed è cintura nera di questi argomenti, possiamo usare questa espressione un po' informale. Quindi professoressa Salcuni o Silvia, come preferisci, noi a questo punto ci rivolgiamo a te. È normale avere questi sensi di colpa? Allora, intanto vabbè, buonasera a tutti, vi rivolgete a Silvia, che è qui in versione professoressa Salcuni e anche un po' mamma di merda per certi versi, nel senso che i vissuti di cui parlava Sara prima, nonostante anni e anni di studi, di dottorati e quant'altro, sono i vissuti che ti si sbattono sul muso quando nasce il primo e poi il secondo e poi li devi gestire insieme, eccetera. È proprio una cosa molto complessa, il vissuto reale rispetto alla teoria. Il senso di colpa è ubiquitario e la vita, come dire, è tanto caotica. Le cose che diceva Sara, secondo me, sono molto vere su tanti aspetti. Ci sono mamme e anche papà che quando il bambino fa la cacca provano schifo, perché non è vero che la cacca è santa, profumata e pucipù, e che ci sono genitori, ci sono mamme che fanno fatica ad allattare perché è un'esperienza estremamente dolorosa, può essere. Ci sono altre invece a cui piace molto, però magari non hanno voglia di allattare fino a 1 anno o che dopo un po' di mesi devono tornare al lavoro, la vita chiama su altri aspetti, ci sono altri bambini a cui stare dietro, cioè la vita è un casino, è un caos, è una richiesta continua, è una richiesta, come dire, che arriva da più parti, dai bisogni interiori che noi abbiamo come persone,
tutti, le mamme, i papà, dai bisogni e dalle richieste esterne del bambino, della situazione familiare nel suo complesso, perché non è che il bambino, come dire, è on-off, il bambino è vivo di suo, quindi fa richieste anche quando non sarebbe il momento, come dire, e continuare a gestire queste grandi richieste è faticosissimo, cioè richiede un impegno e un'attenzione dove è come se si dovesse per alcuni momenti mettere da parte tutto il resto, ma non sempre è possibile, non sempre ce la si fa e soprattutto forse non è proprio necessario farlo sempre, no? A me veniva molto in mente, a me ha salvato, diciamo così, i vari studi, più che le cose giuste che deve fare il genitore, che per carità ce ne sono, mi ha molto salvato il concetto di Winnicott di mamma sufficientemente buona. Cioè capire, quando lo studiavo e capire dopo che sono nati i miei bambini, dopo che parlavo anche con pazienti, mamme, genitori in generale, proprio angosciati dall'idea di non sapere, cioè si sentivano in colpa, sia se facevano dritto che facevano rovescio, comunque si sarebbero sentiti in colpa, l'idea di abbassare l'asticella, no? Il 6+, va bene, non bisogna mirare all'8, al 10, alla lode, meno, molto meno, poco ma buono. Questo è diventato veramente una sorta di ripetizione, di karma, no? Di continuare a ripeterlo, dire il 6+ va bene, perché non bisogna essere perfetti, non siamo perfetti, non ci può essere colpa nel sentirsi imperfetti, perché è la natura umana, non esiste un unico modello di genitorialità e tutta una serie di sentimenti che noi proviamo, tra cui momenti di odio di notte, quando vuoi passare il bambino sul gas e poi pensi, gli canti le ninna nanne che gliele auguri, come dire, addormentati, stanotti soffoco, amorino dolce, insomma tutte queste cose, cioè pensare male è sempre lecito, sentire dei sentimenti violenti a volte, i sentimenti sono automatici, succede, si sentono, la cosa importante è poi cercare di comportarsi in modo civile e accudente, ok? Senza, come dire, assecondare certi istinti omicidi nei confronti dei bambini piuttosto che dei mariti o delle mogli, a seconda del punto di vista. Quindi, insomma, bisogna pensare al senso di colpa e all'aggressività che in qualche modo ci fa sentire in colpa, no? O l'idea che siamo imperfetti che ci fa sentire in colpa. Bisogna proprio metterlo sotto la lente di ingrandimento e chiedersi se davvero non chiediamo troppo a noi stessi, perché la realtà è che nella relazione coi figli il 6+ è l'ottimale, non è il 10. L'eccesso di zelo, come la trascuratezza, rischiano di diventare più patologizzanti che non un meraviglioso 6+, 6,5. Scusa, guarda, la prima cosa che mi è venuta in mente quando hai detto questo è stato che quando ho avuto la mia bimba, la prima figlia, io ho 2 figlie, una di 11 e una di 8 anni, quando ho avuto la prima ho pensato, ok, è un ergastolo, fine pena mai, quindi. Cioè io non avevo capito, nessuno me l'aveva detto, non c'è assolutamente mai un momento in cui tu possa abbassare la guardia, no? E questa cosa mi ha mandato fuori di testa. È abbastanza inquietante vedersi da soli nello schermo. Sì, infatti, lo volevo dire anch'io. Teniamolo così, perché così facciamo una cosa gruppale, esattamente. Sì, vabbè, allora dopo ne parlate in privato con Luca di questa cosa di vedervi riflesse. Sì, no, infatti volevo dirlo anch'io, no, ma ma dà fastidio anche a me comunque, volevo perfetto, dire. Perché ne parliamo in privato, esatto, sì, mi sembra cosa. Silvia, mi ha colpito moltissimo una parola che hai scelto, oltre a tutto quello che hai detto che incredibilmente sono tutte cose che noi abbiamo detto per 5 anni, anche cioè l'assunto di Winnicott
noi l'abbiamo veramente fatto nostro, il nostro primo libro, che si chiama Non sei sola, fenomenologia della mamma di merda, la postfazione ce l'ha scritta una psicoterapeuta che ce l'ha voluta scrivere perché ha detto: io vi uso in terapia per le mamme che vengono da me con il baby blues ma anche situazioni più, voglio dire, non patologiche o cose del genere, no? Cioè semplicemente hai bisogno di un confronto. E quindi ci ha tenuto a fare questa postfazione, e lei ci ha citato appunto questa frase di Winnicott, e noi, wow, incredibile, cioè ci ha aperto cioè ci ha dato più che altro una carezza, ecco, ci ha contenute. Però ti volevo dire, mi ha colpito molto una parola che hai scelto, l'aggressività, no? Perché l'aggressività? L'aggressività che ti fa sentire il senso di colpa. In che senso? Perché, come dire, il senso di colpa nasce dalla paura. La paura di essere inadeguati, la paura di non essere abbastanza, la paura di non essere amabili per quello che si è, e la necessità di essere diversi da quello che si è. Perché se tu provi paura, cioè se tu ti senti inadeguato, non sarai amato in qualche modo, no? La paura è il circuito attacco e fuga. Nel nostro cervello il circuito della paura è collegato al circuito dell'aggressività, dell'attacco. Quando tu provi paura in qualche modo, la sensazione che tu hai e che tu vivi è anche, come dire, di forte distress, come se tu avessi bisogno di essere rassicurato, di essere contenuto, di esserti calmato, e questo ti crea uno stress, una tensione molto forte, che è proprio, sai quando ti prudo, cioè che ti viene quella cosa che non ce la faccio più? Lì i casi sono due: o implodi e t'ammorbi, o esplodi e tiri una testata a chi hai davanti, che il rischio è che sempre sia il bambino, il marito, eccetera. Cioè c'entra molto l'aggressività col senso di colpa. Il senso di colpa spesso si prova perché si fanno dei pensieri terribilmente cattivi, perché te lo vuoi soffocare, quel fantolino che non dorme, perché sono 15 ore, 38 ore che non dormi, non ce la fai più. Non puoi neanche pensare che sei così stanca che vorresti soffocarlo. Soffochi questa roba, e il rischio è che poi per una disattenzione magari lo soffochi davvero. Nel senso, l'aggressività è connaturata con la natura umana, come l'amore, come la capacità di amare. Noi abbiamo tantissime emozioni, di una vasta gamma di emozioni intense e complesse. Le emozioni si attivano in modo automatico, e solo se riusciamo a stare fermi, riusciamo a dargli un nome, a pensarle e a ridimensionarle, a ricontenerle. Ammettere che in quel momento passeresti sul gas tuo figlio senza sentirsi in colpa, perché non lo stai facendo davvero, non è un'azione, quindi non ti puoi sentire in colpa per qualcosa che è un'attivazione automatica, emotiva. Potresti sentirti in colpa se lo passi sul gas, sì, ma se non lo fai, ma è solo per un'emozione che tu provi, legata alla rappresentazione di un ideale di perfezione che non riesci a raggiungere, perché è un ideale per cui di suo non è raggiungibile, forse bisogna solo dire: oh, ho pensato una cosa cattiva e mi sto però comportando molto bene, perché è possibile sbagliare, è possibile provare sentimenti forti. Questo non significa che io non amo il mio bambino. Le emozioni sono transitorie. E sono di solito, se avete visto Inside Out, crescendo, tanto per fare degli esempi molto alti, crescendo le emozioni si fondono nei famosi ricordi di base, che non sono più di un colore solo, sono insieme di aggressività, di tristezza, sono miste, quindi sono un gran caos. Bisogna proprio imparare, come dire, quando si attiva il maledetto grillo parlante di come dovresti essere, fermarsi e dire, più che come dovrei, come posso essere in questo momento, sapendo che io mio figlio gli voglio bene, però sono anche stanca, però forse ho bisogno di chiedere aiuto, però forse, come dire, posso anche
non preparare, a me vengono in mente degli esempi di quelle che voi chiamate le mamme bene, no? Quelle che preparano le feste di compleanno perfette per 385 persone, sorridono e non perdono mai la pazienza. Io non ci credo, cioè secondo me il rischio è una depressione fotonica là dietro, perché prima appena arriva una disconferma della loro perfezione, e prima poi arriva perché nessuno è perfetto, il rischio è davvero che tutta la fatica che hanno fatto le faccia cadere in qualche modo, no? In una spirale di risentimento, di incapacità, di non sentirsi riconosciute. Quindi l'aggressività, dobbiamo fare i conti con la nostra aggressività. Abbiamo tutti le unghie e i denti, siamo tutte delle fiere. E bisogna addomesticarla, bisogna imparare a gestirla, bisogna imparare a tirarla fuori quando serve e anche, come dire, a riconoscersela e a modularla. Ma è un lavoro che si fa su di sé e che si fa tenendo a mente, come dire, che ci siamo noi, che c'è il bambino, ma che la cosa importante in qualche modo è proteggere la relazione. La relazione deve essere autentica, cioè il bambino non può avere una mamma perfetta, perché se no torniamo a quello che diceva Luca, la mamma che si finge perfetta obbligherà il bambino che diventa adulto ad essere un genitore perfetto e non ci riuscirà mai, fallisce l'una e fallisce l'altra. Un'altra cosa, infatti... niente, non ce la facciamo. Ma guarda che ci sono tanti contenuti. Alziamo la mano, alziamo la mano, dai, provo a fare da vigile urbano del traffico. No, molto denso, e guarda, siamo partiti ironicamente, però Silvia hai già tirato fuori tutta una serie di contenuti che vanno a riecheggiarci. Il fatto di volerci parlare tutti quanti è proprio legato a questo, perché hai attivato tanti pensieri. Io adesso visualizzo anche qualche commento che sta arrivando, perché effettivamente i temi sono forti. Abbiamo parlato dell'idealizzazione, del senso di colpa, abbiamo parlato di un tema che spesso è tabù, quello del pensiero aggressivo. L'ambivalenza, l'ambivalenza di cui non si parla di questa esperienza. Il modello rigido questo non ne permette di parlare. Vai Francesca. Il fatto, scusate, ma è proprio si ricollega perché è nata mamma di merda, no? Come diceva Sara, la narrazione della maternità rinforza sempre lo stesso stereotipo. Poi tu in realtà vedi un minuto della vita di quella donna, non sai nelle restanti ore tutte le altalene emotive che la smuovono, no? Noi siamo state forse tra le prime, non sicuramente le prime, ma quelle che poi ne hanno fatto una bandiera, a dire i figli sono dei rompicoglioni, cioè parliamo male dei nostri figli, perché non sono quelle creature angelicate che ci raccontano tutti, ci hanno distrutto la vita che avevamo prima, cioè noi adesso ci dobbiamo ricostruire una vita diversa, no? Dobbiamo cercare di stare in equilibrio, di riacciuffare la donna che eravamo prima e entrare in una nuova alchimia che non è immediato, quindi è ovvio che sia ecco, questo era il mio tema, cioè appropriarmi della parolaccia. Li volevo insultare un attimo ancora, dire che siete dei rompicoglioni, comunque andate a letto. Parliamone male, ma non davanti a loro possibilmente, se no fate come mia madre e poi dopo fate 7 anni di terapia, quindi non si può fare questa cosa, giusto? Giusto, sì. E io, Sara, volevo chiederti questo. Voi comunque come community in questi anni avete quindi raccolto comunque centinaia, se non migliaia di testimonianze di questa ambivalenza, che non trovava parole, non trovava veicolo, contenitore per esprimersi. E forse proprio il contenitore che avete costruito voi ha permesso di legittimare e normalizzare questo vissuto. Perché se io non lo ritengo legittimo, non lo normalizzo, non lo posso esprimere agli altri, non lo posso quindi esprimere neanche a me stessa, a me stesso. Perché questo ce l'hanno anche un po' i padri. Io qui faccio un filo di controcanto paterno su questo, perché a volte l'ambivalenza ce l'hanno anche i padri e si chiedono se sono dei buoni padri o se questi pensieri appunto di fatica nei confronti dei figli è giusto averli, non è giusto averli. Dovremmo fare un approfondimento ulteriore sui modelli paterni, però effettivamente adesso ci focalizziamo su quelli materni. Il principio in realtà è abbastanza simile, allora, prendiamola da un altro punto di vista. E le emozioni ce le hanno gli uomini e ce le hanno le donne. Poi viviamo in una società che tende, come dire, ad angelicare più il ruolo femminile che quello maschile, che può già, cioè un uomo aggressivo fa meno
notizia che è una donna aggressiva, no? Per dire, cioè ci sono come dire, delle cose legate a una società di un certo tipo, dove la donna è ancora molto caricata di aspetti angelicati, se vogliamo poi parlare, no, di aggressività. Però mi sembra molto importante anche quello che diceva Sara, cioè è proprio qui il punto: legittimarsi e riconoscersi delle emozioni e dei vissuti, e anche, come dire, delle caratteristiche, cioè dire: io non sono una donna angelicata, sono una donna forte, ho un carattere forte, so di avere un carattere forte, non posso comportarmi come una gattina se sono una pantera, ok? Farò la mamma pantera. I miei figli cresceranno con una mamma che quando ruggisce, ruggisce, che quando sta arrabbia. Dopodiché, da lì ad agire l'aggressività è un altro paio di maniche. L'aggressività non va agita, come diceva Sara, cioè mamma, non me lo devi dire che sono una rompicoglioni, perché sennò io, che sto costruendo la mia identità, mi rispecchio nel fatto che sono una rompicoglioni e che il tuo desiderato è che io non lo sia. E di nuovo ci siamo. Tra adulti, però lo possiamo dire tra di noi, no? Esatto, perché che cosa tra di noi sì, certo. Dicevo alla mamma bene del paese, dicevo: Madonna, mia figlia, guarda, è tremenda, ovviamente ben lontana dalle orecchie di mia figlia, questo mi sembrava ovvio, però lo specifichiamo perché giustamente non ci conoscete, cioè non mi avete mai visto esercitare la mia maternità. Però io cerco molto la complicità degli meno adulti. Male pure, meno male. Cerco molto la complicità degli adulti, proprio perché poi in quei momenti là ne hai bisogno, no? E quindi dicevo, magari la mamma bene del paese: Madonna, mia figlia è tremenda, non dorme mai, e c'ha 27.000 mesi, non cammina, e piange, una rompipalle. E la risposta che mi veniva data, quindi persona che non esce, no, dallo stereotipo della mamma bene, che mi dice: ah no, mio figlio, bravissimo, dal primo giorno ha sempre dormito tutta la notte e mai un capriccio e non mi chiede le cose che vede in giro. Cioè, capito? Come se io fossi una pazza, furiosa, avessi avuto la sfiga, avessi vinto alla roulette il 13 nero, e quindi fossi un caso unico. È per quello che io ho cominciato a scrivere di questo, perché cercavo un supporto, certo, ma le esperienze così, allora, come dire, forse qui c'è un altro punto, no? Ci sono, i sensi di colpa li abbiamo tutti, però ci sono persone che li hanno e che ne possono parlare, come dell'aggressività. Ci sono altre persone che sono così rigide nel loro stereotipo, nel loro modello, nel loro bisogno di essere qualcosa che non sono, che non riescono neanche a parlarne. Ok? Poi è vero che ci sono bambini che dormono di più, bambini che dormono di meno, però magari il figlio dell'amica dorme, però non mangia, cioè poi ognuno ha, come dire, i problemi suoi, nel senso i bambini non vengono mai fuori come tu li volevi, cioè non c'è il libretto delle istruzioni, non sono uguali a te necessariamente, quindi delle volte c'è anche il problema, mi vengono in mente, come dire, vari casi che, capito, mamma e papà orso hanno un bambino che è un coniglietto e non hanno idea di come si gestisce, oppure mamma e papà coniglio, gli nasce l'orso. Cioè c'è vero una componente genetica di somiglianza con i propri figli, ma c'è quella che viene chiamata la goodness of fit, cioè quanto s'azzeccano i genitori coi figli. Ci sono delle cose più somiglianti, delle altre meno, e anche per quello nelle famiglie con più figli noi amiamo tutti i figli allo stesso modo, ma con alcuni facciamo più fatica su certe cose, con altri meno. Cioè non è che sono tutti uguali, un cavolo. Non esiste una relazione uguale all'altra, non esiste neanche coi figli, ci mancherebbe, anzi, forse sono più uguali le relazioni meno autentiche. Se noi abbiamo più figli, le relazioni dovrebbero essere tanto differenziate, al di là del fatto che diamo a ognuno quello di cui ha bisogno, non è detto che abbiano bisogno delle stesse cose. Quindi l'autenticità, la spontaneità, l'ascolto sono, come dire, le chiavi di costruzione e di mantenimento di relazioni autentiche che avvengono se e solo se una persona adulta tra sé e sé si dice la verità, cioè che non è facile e che è un casino, che ci sono delle complessità e che in qualche modo la
la perfezione è nell'imperfezione, nostra e loro, è nell'incontro. Quindi bisogna abbassare l'aspettativa, perché se non si abbassa l'aspettativa, il senso di colpa di non essere divinità perfette ci uccide, e uccide, come dire, il rispecchiamento con nostro figlio, perché io che faccio per te tutte queste cose e tu non mi ripaghi con l'ubbidienza. E sti cavoli, cioè è impegnativo, pesante, Cioè, È molto in merito impegnativo. in merito al senso di colpa, stavo leggendo, c'è una domanda molto interessante, un'altra forma, un'altra declinazione, 50 sfumature di senso di colpa delle madri. Il senso di colpa del percepire un lutto, adesso l'ho perso questo commento, scusate, rispetto alla donna che si era prima di diventare madri, e lei finisce la domanda dicendo proprio: ma secondo voi è esagerato? Quindi proprio già lei si sente già in colpa, dice ma a me, se mi manca la vita che facevo prima, so io che sono una madre del genere, una madre merda, diciamolo. Domanda. Io credo proprio, come dire, di no, perché, come dire, ogni scelta comporta delle rinunce, ok? Quando uno ha un figlio, nella migliore delle ipotesi ha scelto di avere un figlio che è un pacco sorpresa, ok? E da qualche parte sa che rinuncia a qualcosa che aveva prima, ma se quel qualcosa prima piaceva, perché non dovresti sentirne la mancanza? Cioè non siamo mica fatti di marmo, capisci? Che va bene, da oggi sono una mamma, fine, quello che c'era prima non c'è più. I passaggi sono anche molto difficili, viviamo anche in una società che non aiuta per niente i passaggi, non sostiene questi passaggi, richiede, per esempio, se pensate già solo alla maternità, stai a casa, poi torni al lavoro. È uno shock. Sarebbe tutto da ripensare con tempi e modi diversi, no? Anche i tempi del bambino, a tutti 2+3, 1+4, ma ci sono bambini che hanno bisogno di un po' più di tempo, o genitori che hanno bisogno di un po' più di tempo, altri che invece, come dire, quel tempo lì tutto sommato gli basta. Cioè è proprio molto soggettivo, è soggettiva la costruzione della relazione, e se una persona, fate conto, una ragazza molto giovane che ha un bambino e che prima, penso una ventenne, 23enne, ha un bambino, cioè è una tarda adolescente nella nostra società. Non è facile, non ha neanche un gruppo di pari, perché l'età media delle mamme è tra i 35 e i 38, è difficilissimo. Certo che ti La prima manca. a 26 anni, Eri le mie piccola? le mie amiche adesso non hanno ancora il primo figlio, per dire. Cioè ho cambiato appunto. tutto il parco amiche, ovviamente, nel frattempo, perché era impossibile. Ma anche chi ha i figli più tardi, chi ha figli ci sono delle primipare di 42-44 anni nella nostra società, e comunque sono, come dire, nella distribuzione sono nella curva dall'altra parte, quindi comunque si sentono sole, si sentono più vecchie delle altre, cioè i vissuti sono davvero complicati e tutte mollano una vita precedente, anche i papà, Infatti un tema che per me è interessante è proprio questo che è emerso e che forse è anche un po' legato a queste complessità. Il fatto che quando si diventa genitori in generale, ma forse nella nostra società ancora di più, si tende a diventare, in psicologia a volte si usa il termine una cosa prelativa, cioè sei quella cosa e nient'altro che quella cosa. Mentre a volte il processo può essere costellatorio, sei quello ma sei anche altro. Ad esempio, prima sono donna o uomo, dopo divento solo madre. E la mia identità viene definita in termini prelativi, cioè sono madre e soltanto madre, e io mi percepisco tale, e gli altri mi percepiscono, mi rimandano, e si rapportano a me solo in qualità di madre del bambino piccolo, della bambina molto piccola, e quindi ci si aspetta da me il comportamento da madre, e anch'io me lo devo aspettare da me. È come se però quindi la mia altra identità, sono madre ma sono anche donna, e questa dimensione, o padre e anche uomo, ma questa dimensione va un po' in secondo piano e mi rimane solo
come costruzione identitaria quella dell'essere madre, che però a quel punto chiaramente diventa totalizzante e come tale diventa anche un po' asfissiante in certi Per casi. per alcune donne no, per alcune donne no, per altre sì, perché c'è anche questo, cioè non cadiamo nel preconcetto opposto, no? Che non è possibile. No, può essere che per alcune donne quell'identità e quella realizzazione, per n motivi loro, è veramente soddisfacente, per altre no. Il punto è sempre saturare qualche cosa, cioè il punto è sempre arrivare al 10 più, non è, arriviamo al 6, 6 e mezzo, cioè io posso essere mamma, posso essere una lavoratrice, ho fatto dei momenti della mia vita in cui ero un dispenser per il latte, non mi sono piaciuti per niente, cioè era tanto faticoso, non era il mio, a me piaceva avere i bambini, però sta allattamento, ragazzi, un po' meno, volevo, ma forse, come dire, c'è un limite, il limite però è connaturato con la natura umana e ognuno c'ha il suo, quindi forse qua il punto è che per liberarsi dai sensi di colpa bisogna proprio essere un po' responsabili dei propri limiti sacrosanti e umani, no? E dire, oh, ma a me sta roba proprio, cioè arrivo fin lì, poi non la faccio, mi fermo, ma non succede niente, perché? Perché nel mio arrivare fin lì, intanto che sto con mio figlio, con mia figlia, ci sono per davvero autenticamente e gli mostro che anche lui o anche lei può arrivare molto bene fin dove arriva, non c'è bisogno, non è una gara, non deve andare più su. Ma questa attitudine è, come dire, è tanto più difficile, tanto più abbiamo avuto ognuno degli introietti, quindi dei modelli genitoriali appresi molto rigidi, poco autoindulgenti, poco autoaccudenti, no? Molto prestazionali. Non è vero che di più è meglio, non è vero. Poi c'è la donna che nel fare la madre realizza se stessa, buon per lei. Ce n'è un'altra, come dire, che preferisce fare la mamma lavoratrice e anche però essere una mamma per i propri figli, però delle volte sceglie delle cose e rinuncia a delle altre. Ma se lo sta facendo in base alla sua natura in qualche modo, non sentirà la colpa. Forse è meglio dire, oh, i bambini crescono, a un certo punto si guardano indietro, mia mamma, una donna molto tosta, brava, un poco strunza, però tutto sommato c'è sempre stata, perché a suo modo mi ha fatto capire il valore delle cose, mi ha fatto capire che lei c'era, non mi ha giudicato. Non so se mi spiego, però bisogna essere genitori con la consapevolezza che i tuoi figli ti possono anche guardare e dire sei stata un po' cattiva, può essere, posso aver sbagliato, posso averti fatto male, non era la mia intenzione, ti posso chiedere scusa. Il senso di colpa finalizzato a se stesso è acido, non serve a niente, ti brucia e basta. Noi sbagliamo tutte e tutti, poi fermiamoci un attimo, ascoltiamo cosa ci dice l'altro. Se gli abbiamo fatto male, possiamo riparare. Non è che dobbiamo rimanere tappati nel senso di colpa, non serve a niente stare lì a ammorbarsi. Io ho sbagliato, ho fatto una scelta, ho sbagliato, non mi ero accorta, non avevo capito, non ti ho ascoltato, ero stanca, può succedere, ho sbagliato, dimmelo. E io, se tu me lo dici, non rimango arroccata sulla mia posizione, scendo e cerco di mettermi in discussione, la prossima volta facciamo una cosa diversa e riparo. Cioè la dinamica, proprio il movimento, è tutto se si dà importanza alla relazione, non a me o a te, come devo essere io, come devi essere tu, ma come dobbiamo stare noi insieme, no? Silvia, scusa, ma tu hai ancora dello spazio? Cioè ci puoi adottare a me e Sara? Siamo in tempo? Come sei messa? Adozione, cioè proprio legale, Sì, dici, noi- una cosa seria. Sì, vogliamo proprio, ti vogliamo come madre, insomma, in qualche modo. Oh signore, vorrei farti parlare con i miei figli, magari.
No, perché come pazienti io non ci penso proprio a ricominciare un altro percorso, sappilo, perché bellissimo, una delle cose più belle della mia vita, ringrazio sempre insomma di averlo fatto, e dico sempre che tutti dovrebbero, a prescindere, perché non è che dallo psicologo ci vai perché c'hai i problemi. Dallo psicologo ci vai se sei pure una persona intelligente che ha voglia di interrogarsi su alcune cose, non è che devi essere psicotico, cioè io, per me è stata un'esperienza veramente, una relazione meravigliosa. Silvia, posso chiederti una cosa? Tu potresti, quello che dicevi, ti ho ascoltato con molto interesse, si potrebbe dire che in un certo senso bambini, insomma figlio e madre imparano a tollerarsi l'un l'altro, nel senso che davanti a questa colpevolizzazione non sei il mio ideale di madre, non sei la madre che avrei voluto che tu fossi, e viceversa, non sei il figlio che avrei voluto o avrei avuto bisogno che tu fossi. E a un certo punto si riesce a uscire da questo sistema di colpe e aggressività incrociate o ridurlo, renderlo gestibile nel momento in cui si impara a essere tolleranti con l'imperfezione dell'altro. Non essere, ma forse non è tolleranza, è proprio un'autentica capacità di amare, Luca. Non è tolleranza. Dai, adotta anche me, dai. È proprio qualcosa, capito? Nel senso che l'amore autentico nell'umana misura è saper amare l'altro per quello che è. Non è che lo tolleri, cioè c'è una pietas, è una tolleranza dell'imperfezione. Sì. C'è una pietas nel riconoscersi limitati e nel riconoscere la difficoltà e il limite dell'altro, la diversità poi, no? Che non è necessariamente limite, può essere, ho letto una cosa troppo carina di una collega che è una donna molto affettuosa, che ha sempre bisogno di avere vicino le persone. A un certo punto suo marito si è spaccato una gamba e quindi è dovuto rimanere nel letto con la gamba in trazione per un tempo lungo. E a Tiziana che scriveva adotta pure me. Quante stanze hai a casa, Silvia? Ti compriamo una casa più grande. Ma aspetta che finisco di raccontare questa cosa. Praticamente sto povero Cristo con la gamba in trazione, siccome lei è una donna che avrebbe voluto, nella condizione di lui, essere continuamente accudita e puccipù, e vuoi l'acquetta, vuoi da mangiare, eccetera, l'ha soffocato. A un certo punto lui gli ha detto: tesoro, ho capito che se ti rompi una gamba a te io devo far così per farti felice, ma io quando ho male voglio stare da solo. Cioè, l'applicazione automatica di fai all'altro ciò che vorresti essere fatto a te, un pochino meno, adesso non vorrei essere blasfema, però, come dire, no, l'altro è altro. In questo senso, amare l'altro significa amare un diverso, una roba diversa da sé. Non è che lo tolleri, è che proprio concepisci che non sei l'unico modello al mondo, ce ne sono uno per ognuno. E così abbassi, no, il livello, cioè, ecco, era questo che forse però è il tu passaggio. No? hai usato anche una parola molto specifica che è pietas, no? Che è una cosa che non ci appartiene più tanto, a prescindere dal rapporto genitore-figlio, è proprio qualcosa che non ci appartiene più. C'è stato proprio un impoverimento, no? Una perdita di certe caratteristiche dell'essere umano e dell'essere umani, no? Tu adesso penso gli anziani durante la pandemia, i bambini, quelli col cane, cioè proprio l'abbiamo perduta questa cosa. Cioè non è che è solo nella relazione genitore-figlio, è non riconoscerla più, non sentirla più, non sentire il dovere e la necessità di inserire qualcos'altro nella relazione con l'altro. Sembra solo un soddisfacimento dei bisogni dell'uno o dell'altro. Invece la chiave è proprio è la pietas, no? Ma la pietas viene è la cosa che ci differenzia anche dagli animali, se vuoi.
Gli animali ce l'hanno di più delle volte. Gli animali ce l'hanno di più, sì. Nel senso che forse il punto è, come dire, che ci siamo abituati nel tempo a essere molto attenti all'individuo e poco attenti alla cura della relazione. La pietas nasce nel vettore relazionale, cioè quando io trovo attraverso l'empatia, l'ascolto, io mi sento diverso dall'altro, ma so mettermi nei suoi panni e quindi sento l'altro dentro di me, no? Cioè è un processo relazionale. Noi abbiamo, come dire, una grande attenzione all'individuo, alla prestazione dell'individuo, ma non c'è così tanta attenzione proprio al vettore relazionale, alla linea che unisce me con l'altro. In questo senso la pietas è venuta meno, richiede tempo e noi tempo è la cosa che ci manca di più. Il tempo di stare con l'altro, il tempo di ascoltarlo, di chiedere, di chiedere a noi stessi, no? Tu dicevi prima mettersi in discussione, non è altro che chiedere autenticamente a se stessi, ma tu in questo momento cosa senti? Cosa è successo? E chiederlo all'altro. E farsi trasportare nei significati dell'altro. Cioè è questo, no, che attiva la pietas, che attiva che siamo diversi, ma che io capisco come stai, che siamo simili. Io provo per te un senso di integrazione, ti capisco intero, non solo in base alla mia prospettiva, come. Certo, presuppone Forse- avere grande consapevolezza, ci vuole una capacità che non è di tutti. Guarda che a per il volte, primo no? passo è vero, sicuramente, ci sono persone che magari l'hanno vissuta di più nelle relazioni familiari, altri che l'hanno vissuta di più nelle relazioni terapeutiche delle volte, nel senso che nella relazione terapeutica c'è uno che ti ascolta apposta, quindi impari a parlare di te, ascoltarti, a essere ascoltato, però in generale secondo me è una propensione umana, perché i bambini, se voi guardate i bambini, è uno dei motivi per cui fanno anche arrabbiare, è che perdono un sacco di tempo nell'ottica adulta. Non è vero, non stanno perdendo tempo. Fanno quella cosa che cazzeggiano, ascoltano, si perdono, riflettono, fantasticano. Il vuoto, no? No, la nostra vita non ce lo concede purtroppo, ma è sacrosanto perché è in quella dimensione che noi troviamo un funzionamento differente. Allora, la mamma di merda Silvia ti risponde così, ok? Non sono io, è il mio personaggio, eh? Sì. Ti risponde, perfetto, quella cosa lì mia figlia la fa tutte le mattine tra le 7 e le 7:50, quando dovrebbe uscire di casa alle 7:40. Quando ha il tempo di farla, ovvero il pomeriggio, è tutto un mamma mi annoio, mamma che faccio, mamma posso, è tutto così. Quindi in realtà è proprio c'è qualcosa che non funziona, no? Io mi sento, ma perché? Perché caspita tu devi perdere tempo quando non te lo puoi permettere, quando invece potresti, lo vivi come un momento di noia che non sai come riempire, no? Fai quello che stavi facendo stamattina anziché lavarti i denti. Mm? Cioè, c'è una spiegazione a questo? Oddio, spiegazioni non lo so se ce ne sono. Come dire, quello che mi viene da dire è questo, che purtroppo questi momenti sono legati, come dire, anche a dei bisogni interni che i bambini magari hanno, no? Di tergiversare, di perdere tempo, come dire, sì, anche di farti ritardare, no? Di sovvertire la regola. Allora, mi viene in mente questa cosa, che forse un bambino che la mattina ci mette più tempo per andare a scuola e ritarda, forse non ha tanta voglia di andare a scuola, e mi viene in mente mio figlio che è un piccolo sindacalista che si sveglia dicendo non è giusto che la scuola inizi alle 8 perché non inizia alle 9:30, e io che istintivamente devo andare a fare lezione, devo prepararmi, cioè muoviti, così mi viene da dire ma sai che c'hai ragione, è proprio una disdetta, hai ragione,
Cioè, cazzo, hanno ragione, cioè hanno troppo ragione. E Io sono forse d'accordo, il dovresti punto è svegliarli. di fermarsi lì con loro per un attimo, abbracciarli invece di fare pressione e dire c'hai ragione, sarebbe bellissimo fare colazione e tornare a letto e andare a scuola un'ora dopo. Lo facciamo? Sì, dai, lo facciamo, sei sicuro? Guarda che dopo però ci sono un sacco di problemi, diventa così. I bambini, una volta che questo viene accolto, ti dicono, dai su mamma, è vero, dobbiamo andare. Ma finché tu push da una parte, quell'altro tira dall'altra. Tira Quindi il dall'altra. paradosso è proprio il paradosso, cioè sintonizzarsi e dirgli che li capisci. Perché fa schifo andare a alzarsi presto la mattina, è molto più bello stare su la sera a guardare la tele. Cioè, come fai a dirgli di no? La Perché devi verità fare è che poi questo. tu lo devi fare, cioè la realtà ci impone dei limiti e noi dobbiamo insegnare ai nostri figli a stare nelle regole, a fare le cose, perché la scuola non inizia dopo, inizia prima. Però l'aspetto di accogliere le emozioni, di nuovo, è qualcosa di diverso dall'agire. Poi facciamo quello che bisogna fare, però fermiamoci un attimino a dire che queste emozioni hanno la loro dignità. È vero che è così, è faticoso. Però devi capire che c'è quell'emozione dietro, che non è così scontato capire. Eh sì, E non tutti perché abbiamo gli bisogna... strumenti di capirlo. Mm. Ma È se la tu ti pietas. ascolti, è la È pietas, se tu ti che è il ascolti, tempo. è il tempo, È il capito? tempo, Noi, perché poi tu noi la soffriamo. mattina, c'è un altro fattore, la mattina come stai tu? Cioè, anche per me è un trauma svegliarmi alle 7 quando ho Diglielo a tuo lavorato figlio, magari. diglielo, Ma diglielo. loro lo Siamo sanno, certo. pluritraumatizzati tutti Ma quanti, certo, c'hai io le do ragione. sempre pienamente ragione su questo, assolutamente, però poi c'è sempre il tema che alle 7:40 bisogna uscire e non lo posso neanche fare quel bluff di dire torniamo a letto, anche perché l'ho fatto. A me piacciono molto le eccezioni, mi piace prendermi il giorno in cui, ok ragazze, non si va a scuola, si fa qualcos'altro, però non si può fare magari quel giorno. E quindi rischio poi di provocare una delusione se dico una cosa e poi viene No, accolta, ma cioè certo, non puoi no. farlo, Quindi, ovviamente. quindi poi cosa succede a casa mia? Che alla fine io mi sento in colpa, per tornare sul tema, perché la giornata non comincia o comunque non ci Come? salutiamo con quella distensione. No, non succede tutti i giorni ovviamente, però quando succede io poi sto male tutto il giorno, no? Perché dico ho perso la pazienza, ho perso le staffe, però mi sembrava in quel momento l'unico modo per uscirne e per raggiungere il risultato e poi però lo macino tutto il giorno. Poi magari rivedo mia figlia e le chiedo scusa, no? Perché la mattina ho esagerato, Mm. però mi sono sentita male tutto il giorno. Però poi le chiedi, cioè in qualche modo, come dire, ritorni su quella cosa lì e spieghi cos'è successo dentro di te. Nel fare questo è lì il punto, cioè tu le permetti di vedere che hai sbagliato, che ti è dispiaciuto, che non sei riuscita a essere così controllata, ok? E che per certi versi dovete lavorare insieme sulla relazione, perché è una cosa di coppia, non è una cosa solo tua o solo sua. Se no diventa, come dire, si può chiedere una forma, è come se tu chiedessi una forma di collaborazione per tenere basso il livello, no? Fai vedere come ci si autoregola e glielo mostri. In questo, al di là del contenuto, tu passi una forma di funzionamento a tua figlia e questo alla lunga paga, perché allora lei saprà che quando sta andando su poi potrebbe sbroccare e diventare, c'è uno stato di tensione, ma poi si può tornare indietro, si può ripensare insieme, si può capire cosa è successo, che lei ha dei bisogni che tu capisci, anche tu hai dei bisogni che le spieghi, non perché lei li capisca, se no, cioè non è lei che si deve occupare di te, ovviamente, però può capire che ci sono dei bisogni dentro di te, che non sei super mamma Wonder Woman, che non leggi nel pensiero, che non hai poteri magici, perché i bambini nascono con l'idea che l'adulto è Dio e quindi, capito, pian piano bisogna disilluderli con delicatezza
sia per loro che per noi, di dirgli che Dio non siamo, no? È un processo complicato e hai ragione che per esempio per queste cose è proprio necessario alle volte farsi aiutare da un gruppo di altre mamme, dalle migliori amiche, dalle psicologhe, dagli psicologi, cioè farsi proprio aiutare, perché delle volte uno il modello diverso da quello che ha non ce l'ha, oppure ha il modello esattamente opposto a quello che gli hanno dato genitori molto rigidi, allora i miei figli fanno tutto quello che vogliono. Capito? È proprio difficile trovare la mezza misura, che è una mezza misura ogni volta soggettivamente costruita su una specifica diade madre-bambino o madre-triade madre-padre-bambino. Quindi anche nella stessa famiglia ce ne possono essere diverse. È proprio complicato. A volte ci troviamo anche ad avere a che fare con modelli che sembrano venire da molte generazioni prima, cioè come se in certe famiglie certi modelli sono quelli del padre che era a sua volta però stato cresciuto dal nonno in un certo modo, oppure dalla nonna, eccetera, e questo sembra di passare. Si possono spezzare queste trasmissioni transgenerazionali di modelli disfunzionali? Penso di sì, ma io, come dire, sono di parte, facendo la psicoterapeuta credo nel cambiamento, quindi sì. Se no non farei questo di lavoro, insomma, cioè credo faticosamente nel cambiamento. Mi avete fatto venire in mente un altro grande senso di colpa della mamma, appunto, che è quello dello sbrocco, no? Alzi la voce, ho sbroccato, ho esagerato. E ne parlai una volta in terapia. E il mio psicoterapeuta, tra l'altro abbiamo avuto dei figli abbastanza ravvicinati, mi disse: guarda che non c'è niente di male alzare la voce, cioè non è spaccare i piatti, no? Tirarli così nel lavandino, come è successo una volta a una mia amica che così a cena ha tirato dei piatti nel lavandino. Mi dice, cioè non è il bambino deve capire la differenza delle tue, cioè quando mamma è arrabbiata deve capire che c'è una differenza tra le emozioni, cioè sì. Sgridarli anche con una certa fermezza gli dà anche una misura, no? Prende anche le misure su di te e su se stesso, sostanzialmente, fin qui può arrivare mamma, dopo esatto. l'apocalisse. Cioè, non so se ho detto una cavolata, Silvia, adesso tu sei la verità rivelata per noi. No, secondo me questa cosa che tu hai detto è importantissima e rientra proprio, come dire, nel farsi autenticamente conoscere dai propri figli. Se sei una mamma coniglia, se sei una mamma tigre, se sei un papà orso, sei diverso. Io dico gli animali perché questa cosa, come dire, in qualche modo stereotipizza, no, delle caratteristiche più o meno forti o più o meno delicate. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha i suoi lati deboli, ha i suoi punti fragili, per cui ci sono, come dire, genitori che su certi comportamenti dei figli non hanno nessun tipo di conflittualità o di modello che si oppone, diciamo così, su altre cose invece tipo, ah sì, mio figlio può fare quello che vuole, mangia con le mani nel piatto, può andare in giro con i pantaloni sporchi, chi se ne frega, un bambino felice che gioca, però guai se non porta a casa dall'8 al 10, perché a scuola bisogna andare bene. Cioè, capito? Ognuno ha le sue fisse specifiche, spesso legate a quello che diceva Luca, cioè a modelli anche di valori, modelli valoriali differenti o, come dire, su aspetti dove puoi fare tutto quello che vuoi, però devi andare bene a scuola. Oppure non devi mai, mi vengono in mente anche, come dire, situazioni dove i genitori si scazzano perché i figli stanno sul divano e non fanno niente, oppure i genitori che si arrabbiano perché i figli vogliono sempre uscire con gli amici, cioè, capito? Ognuno si arrabbia per motivi un po' diversi, perché è un po' legato a quelli che sono gli schemi personali anche di valori, di aspettative. Senti Silvia, questa domanda è molto 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 interessante, questa qui di Fortunata. Pensi che diversi contesti familiari mettano più a rischio perfezione e colpa, cioè figli unici, famiglie monoparentali, figli adottivi?
Ma non generalizzerei in modo così, come dire, ci possono essere delle tendenze, ma molto dipende dal funzionamento, come dire, proprio personale dei genitori e anche dal funzionamento della diade e dai rapporti con le famiglie d'origine. Per cui ci sono, scusate un attimo, col il gatto che bussa alla porta, vieni. Ecco. Anche il gatto fa entrare, anche il gatto, ragazzi. Se no mi tirava giù la porta, sai che poi dopo, vabbè che di vetro non si graffia, però insomma. Allora, no, stavo dicendo, non credo che sia una cosa così rigidamente generalizzabile. Ci sono situazioni che rendono più a rischio, una famiglia monoparentale, il carico di crescere un figlio da solo, no buono, pesante, tanto pesante. Però ci sono famiglie monoparentali con una buona rete, per esempio, che se anche il figlio è da solo, ci sono gli zii, nonni, gli amici, eccetera, e tutto sommato è meno stressante. Ci sono alcuni momenti della crescita più stressanti, altri meno. Secondo me sono le persone che hanno più problemi legati proprio alla sicurezza personale, all'autostima o a insicurezze personali o rigidità personali o aspetti traumatici, cioè quando c'è una sofferenza psichica importante, qualsiasi che sia il contesto, che c'hai 2 o 25 figli o uno, o che c'hai i genitori o che non ce li hai, che c'hai il marito, la moglie, cioè quando c'è una sofferenza all'interno di un adulto, è questa sofferenza che può arrivare da una sofferenza, come dire, più lieve, fino a una psicopatologia proprio franca, diciamo così, è quello che rischia di diventare, di stabilire degli schemi più rigidi, di colpa, di perfezione, di ambizione, di riscatto. Poi ognuno li declina un po' come vuole, no? Quindi è proprio quando c'è un vissuto personale di non essere stati accettati così perfettamente imperfetti quali si è, e non essersi sentiti amati se non sotto condizione, diciamo, non è un amore, un'accettazione incondizionata, è un'accettazione condizionata a essere il più bravo, suonare il pianoforte, fare questo, fare quello, non rompere le palle o quant'altro. Quando c'è questo, lo schema interno diventa più rigido e poi il contesto, come dire, può metterci il carico da 11 oppure no. Se ti trovi un compagno che invece, per esempio, dice vabbè, ma che ci fa? E tutte le volte che tu fai qualcosa gli va bene e ti dice ma guarda che va bene, non devi mica essere perfetta, a furia di dai e dai, poi dopo cominci anche tu a dire ma dai, veramente non devo essere perfetta, allora molli il colpo. Cioè, capito? Magari ci credi. Sì, nel senso che le Il relazioni ci cambiano in positivo, ci cambiano in negativo, ci cambiano pure in positivo, questo è il bello, no? È proprio la relazione che in ogni caso è trasformativa se ci lasciamo prendere. In un'ora credo che Annichiliti siamo noi. riusciti. No, sì, in un'ora abbiamo concentrato una marea di roba, cioè un fuoco di fila di concetti, di riflessioni, di stimoli. Mi ricordo quando ti ho chiesto timidamente se eri interessata a partecipare all'incontro, Silvia, e, come dire, ne sono molto lieto perché veramente ci hai dato tanti spunti, tante idee, tanti materiali di riflessione. Forse pure troppi. Forse, comunque, insomma, un gruppo di adottandi l'hai trovato, quindi anche penso abbastanza ampio, tra persone online, persone che commentavano, quindi da questo punto di vista, no, io credo che in realtà questi, come dire, siano spunti che adesso dobbiamo far decantare un po', perché hai veramente dato delle chiavi di lettura interessanti, degli stimoli interessanti, in cui credo che tutti ci siamo potuti riconoscere su vari aspetti, su varie complessità del nostro essere genitori. E quindi no, da questo punto di vista, ecco, io ti chiederei, adesso ti faccio un rilancio non ipotizzato, però se qualche genitore, qualche mamma, qualche papà volesse approfondire alcuni di questi aspetti, hai qualche testo, qualche approfondimento divulgativo, qualche chiave di lettura che ti sentiresti di suggerire? Divulgativo. Manuale. Sì. Oh, Cioè, siamo riusciti a scrivicelo te.
anche Esatto, il no, beniamino esatto. di Silvia, capito? Esatto, se non ce l'hai quando lo scrivi, insomma, sì. Allora, manuali divulgativi al momento non me ne vengono in mente. No, in questo Francesca e Sara siamo riusciti a mettere in difficoltà Silvia. Abbiamo messo in difficoltà Finalmente, Silvia? dopo un'ora l'abbiamo fregata in finale con il rovesciamento della situazione e siamo riusciti per Tu hai una messo in volta. difficoltà Silvia, prenditi le tue In responsabilità. merito, ti volevo chiedere, guarda, la circolarità, no? Quando tu parlavi di una certa condizionalità, l'amore meritocratico in un certo senso, no? Mi hai fatto venire in mente il dramma del bambino dotato come testo, che parla in realtà di un'altra età, no? Cioè di altre... Però mi hai fatto venire un po' quel fatto, questa, così proprio in mamma di merdese, diciamo, no? Il bambino che poi si adatta, in realtà si plasma sul bisogno della mamma, no? E quindi sarà quello di cui ha bisogno la mamma per essere amato, in un certo senso. Sì, in quel senso, quello è una forma di condizionamento, di amore condizionato, no? Cioè tu in qualche modo, tu bambino, io ti amo nella misura in cui tu mi contieni. Quello è il dramma del bambino dotato. Il bambino dotato di solito ha un genitore o dei genitori con delle fragilità, e lui che nasce invece normodotato impara a, come dire, a prendersi cura delle fragilità genitoriali. C'è un'inversione di ruolo nel dramma del bambino dotato. Ma tutti i bambini nascono dotati, nel senso che c'è quello che è bravo a scuola, c'è quello che è bravo a giocare a calcio, c'è quello che è bravo a fare questo, c'è quello che è bravo. Quando il merito, come dire, esce dalla finestra e rientra da un'altra parte per godimento del genitore e non per piacere del bambino, è condizionato. Cioè, il bambino deve giocare a calcio perché piace al bambino giocare a calcio, non perché il papà vuole che diventi Ronaldo. Ok? Il bambino deve andare bene a scuola perché deve avere il famoso 6+, nel senso deve andare bene a scuola, ma perché deve provare un piacere, una padronanza nell'apprendimento, che non è che il 7, l'8 o il 10 effettivamente sono dei numerini che ci dicono quanto il bambino prova il piacere della padronanza. Potrebbe anche essere uno schiavo che deve, se non porta a casa il 9, la mamma non, come dire, non lo guarda più o lo guarda male perché mi hai portato solo 9? Come mai? Ma all'università io ho un sacco di studenti che rifiutano i 28. Perché? Perché non è 30. Ma che stiamo a scherzare veramente? Cioè tu 28 vuol dire che hai capito tutto, avrei scritto una minchiata, qualcun altro non l'ha scritta, quell'altro ha preso 30, tu hai preso 28. Cioè, ma 28? Ma è tutta la mia stima, va benissimo, ma pure 26. Diciamo sul 20 magari mi viene 27 fa proprio del culo, però Silvia, cioè fidate da una che è 9. 27 mi è rimasto qua a 41 anni, quindi no, 27 no, cioè 28, ma 27 no. 28 perché è rotondo, è più vicino al 30, il 7 c'ha quello è morbido. Infatti. No, è proprio a sfregio quel 7, no? Vedi? No. Bocciami, allora bocciami. Allora bocciami, invece no, capito? È proprio quello il fatto. Cioè è proprio quello, il fatto di passare, come dire, dalla valutazione di una cosa obiettiva ed esterna alla valutazione soggettiva del riconoscimento della padronanza. Ripetila. Esatto. Cioè il 28. Piano. Mi sono distratta mezzo secondo e mi ha sfoderato. Ho detto una roba, forse stiamo esagerando, però mi sto chiedendo, non è meglio un po' abbassare? Però... Ma avevate detto di tenerla liscia, poi mi tirate ste robe. No, vabbè, mo spiegamelo. Io non gioco più a questa roba. Mo spiegamelo sto 27, dai. No, 27. Finisci. Se tu hai studiato bene e hai preso 27 è un bel voto che ti dice che c'è stato un riconoscimento di quello che tu hai imparato. Hai preso 9, brava, molto brava. Se prendi 22 non è per il 22, è perché se prendi 22 vuol dire che hai capito
ma forse non hai capito benissimo tutto. Allora, magari quello ti rode, tu dici, cacchio, studio meglio perché la voglio sapere meglio e vado più su. Ma è diversa la prospettiva. Se guardi il voto fuori, cioè obiettivo esterno, o se guardi quanto ti ha riempito dentro quella cosa che hai studiato, che poi l'altro gli ha dato un voto. Delle volte, come dire, uno prende 27, però sa di saperla da 30. Pazienza, non mi hanno riconosciuto. Pazienza, ma io lo so che la so. Questo è il perfezionismo di Sara, ragazzi, No, questo non è no. merdismo, non è merdismo, il merdista si accontenta pure del 20, tipo me. Cioè. Beh, io direi che stasera abbiamo messo moltissima carne al fuoco e forse appunto può essere anche uno dei momenti, insomma noi ci eravamo dati come orario appunto alle 10, abbiamo volentieri sforato un pochino perché insomma dobbiamo dare spazio a tutti questi contenuti. Però vista la densità mi sto chiedendo se a questo punto possiamo iniziare a sfumare, visto che abbiamo tanto su cui riflettere. Penso che abbiamo dato tantissimo, abbiamo avuto alcune centinaia di persone permanentemente connesse. Silvia ci ha dato una serie di spunti di lettura importanti, Sara e Francesca ci hanno aiutato a riportarli e a leggerli nella chiave con cui si le pongono tutti i giorni migliaia, decine di migliaia di madri e padri, io aggiungo sempre qui su questo controcanto, rispetto al proprio ruolo genitoriale. Silvia, io su questo mi sento proprio di ringraziarti. Questo è l'avvio, quello di stasera, di un primo incontro. Di un primo incontro ne faremo appunto altri 4. Il prossimo incontro, lo anticipo subito, si terrà il 5 novembre, quindi fra 2 settimane, sempre alla stessa ora, nello stesso posto. Avremo un'altra docente dell'Università di Padova, la collega Tiziana Pozzoli, psicologa e psicoterapeuta che si occupa in particolare di contesti educativi. Mentre con te, Silvia, abbiamo approfondito appunto gli aspetti dei sensi di colpa e dei modelli di ruolo, modelli genitoriali, con Tiziana andremo ad approfondire un aspetto leggermente diverso ma connesso, cioè ne abbiamo accennato un pochino anche stasera, se vogliamo. La nostra sindrome dell'impostore, quindi la sindrome dell'impostore del genitore, nei contesti educativi, cioè come educhiamo i nostri figli, come vediamo i nostri figli nei contesti scolastici ed educativi, e come a volte ci sentiamo terribilmente fallimentari nell'aiutare i nostri figli in questi contesti. Io la seguirò con molta attenzione, visto che, come dire, la cosa mi sta particolarmente a cuore. Io sono, da questo punto di vista, abbastanza fallimentare. L'ultimo fine settimana, quando mia moglie è uscita per andare in piscina e mi ha affidato il compito di far fare i compiti a mio figlio, appena mia moglie è uscita io ho guardato mio figlio, ci siamo guardati intensamente, gli ho detto ok, partitona a Fortnite e poi facciamo i compiti all'ultimo minuto, così la mamma crede che li abbiamo fatti in maniera corretta. E quindi poi ho avuto un po' di sensi di colpa, sorpassati dal fatto che mio figlio mi ha fregato a Fortnite, e quindi lì si è creata un discorso che facevi, no, sull'aggressività eccetera, che insomma il figlio perfetto, non perfetto, insomma devo rielaborare un po' di contenuti che sono emersi, che mi aiuteranno a mettere ordine a tutto ciò. Però appunto noi su questo ci rivediamo appunto con Sara e con Francesca. Silvia, però io ti reinviterò a qualche evento dell'ordine, perché questi temi dobbiamo svilupparli ulteriormente, insomma. Vi ringrazio per la serata, per l'opportunità. No, Silvia, grazie a te veramente. So, Sara, Francesca, che cosa ne pensate? Ma mi sembra che sia andata molto bene. Io non Mi vorrei sento essere tutta- ripetitiva, però sono Francesca pronta, prendo la macchina, vengo a Francesca Padova, cerca ci gas. metto 3 ore e mezza ci metto. Ok. No, a me, Perfetto. cioè, io mi sento tutta contenuta. Se potessimo rifarlo una volta a settimana, 50 minuti. Si chiama fattura. terapia quella. Si chiama terapia, si chiama terapia. Come psicologi possiamo fare anche quella, però lo scopo è diverso in questo caso, in questi incontri. Va bene. Io vi Beh, come ringrazio faremo veramente. noi? Passati questi 4 incontri, noi c'è una sindrome abbandonica che ci serve un altro ordine per curarcela poi dopo. Anzi, apriamo già le selezioni, Lombardia, Campania, chi vuole ci s'accolla. Cioè. Ma guarda, noi siamo cinture nere di webserie, webinar, eccetera, quindi ci saranno occasioni, ci saranno sviluppi da questo punto di vista. No, io ringrazio voi. È un arrivederci, ringrazio tutte le persone che hanno seguito la diretta, ricordo che ovviamente per chi è interessato poi noi scaricheremo la diretta e sarà possibile rivederla appunto sui social media dell'ordine.
mi accennavano Francesca e Sara che forse verrà messa anche su Instagram di MDM, di Mamma di Merda. Io non uso Instagram, quindi mi fido sulla parola di quello che tu mi hai detto, quindi credo che si potrà rivedere anche in seguito sul vostro Instagram. Dovremmo tagliarla perché non ci starà, però sì, ok. proviamo a metterla anche su Instagram, se no Instagram resta orfana di questo contenuto, sarebbe un peccato. Perfetto. Comunque lo rilanceremo sicuramente dalle storie con il link in swipe per rimandarle su YouTube, perché c'è tante persone che ci hanno scritto anche da Instagram. Non so perché delle persone da Instagram ci mandavano i cuori per Silvia, cioè raga, anche in spirito ormai Silvia arriva, capito? Cioè su Instagram, così. Da Instagram ci mandavano i cuori. A lei i cuori, a me il boomer, vedi che roba, cioè che destino ingrato e triste, va bene, insomma. Bene, allora ringrazio davvero tutti e con questo commento di Doria Santa Caterina mi sembra riassuma bene. Io vi saluto tutti, vi ringrazio e ci rivediamo il 5 novembre alle 21 per vedere quanto siamo incapaci o forse capaci in altro modo di essere genitori educanti. Ciao, un saluto a tutti, grazie Silvia, grazie Sara, buonanotte, Francesca, buona serata. ciao.